Si sente quello fuori. Ma ristorante, gente mangia, beve, queste cose qui Abitante del pianeta Terra, questa storia oggi è per te. Ed è la storia di uno sport, detto anche nobile arte, che i più conoscono come pugilato, che i francesi chiamarono box, ma che io voglio chiamare pugilismo. Questo è uno sport antichissimo che fonda le sue radici già nel terzo millennio a.C. In un graffito preistorico degli antichi Sumeri è possibile vedere già delle persone che combattono a pugni chiusi. Sotto di essi, a caratteri cuneiformi, c'è una scritta che ci ricorda che la promozione di poltrone e sofà termina domenica. Affrettatevi. Il pugilismo non è uno sport per tutti. I grandi campioni si contano a malapena sulle zampe di un millepiedi. Curiosità vuole però che uno dei più grandi talenti sia nato in Veneto e il suo nome riecheggia ancora nelle stanze della memoria. Piero Seguea. È il primo dopoguerra. I genitori di Piero sono Nathan e Kimberly Seguea. Sono americani, vivono nel Kentucky in un loro ranch di proprietà dove allevano 120 cavalli puro sangue. Sono tra le 10 famiglie più ricche di tutto il Kentucky, ma vogliono di più. E così decidono di trasferirsi dal Kentucky nel Basso Polesine in cerca di fortuna. Un'idea geniale. Come avrebbe detto il grande campione di scacchi Kasparov, bella mossa. Qui nel 1949, più precisamente a Oca Marina, nasce il piccolo Piero, in un'epoca in cui avere tanti figli era normale. Come dicono gli inglesi, no Netflix, no Sky, stasera boom boom, E così Piero è l'ultimo dei 25 figli della famiglia Seguea. Ma ciò che è peggio è che i genitori, non avendo molta fantasia, ne chiamarono Piero almeno 8, 4 maschi e 4 femmine. E così Piero, fin da subito, inizia a combattere. Combattere per un tozzo di pane, per un giocattolo, per l'ultimo numero di Cioè. Inspiegabilmente, l'idea di trasferirsi dal Kentucky al Basso Polesine si rivela essere meno geniale del previsto. Chi l'avrebbe mai detto? Il cibo scarseggia, la fame è tanta, chi ne fa le spese è soprattutto il piccolo Piero. Pensate che all'età di 2 anni è alto appena 1,02 m e pesa solo 122 kg. I genitori sono molto preoccupati, ma si rimpallano le responsabilità. Come dicono in Kentucky, taki, mino taki, taki, in Kentucky. Passano gli anni e Piero Seguea continua a crescere, ma continua anche a combattere perché passa le giornate nei sobborghi delle cittadine del Basso Polesine, dove all'ombra dei grattacieli, nelle stazioni della metro, nei vicoli bui dove anche gli sbirri hanno paura di entrare, si combatte il vero pugilismo, quello della strada, dove in palio non c'è una cintura, ma c'è il rispetto, il riconoscimento, la sopravvivenza e a volte anche la gnocca. D'altronde non è un caso che ancora oggi in Kentucky si dica "Cheer cheer cinciocca, I love la gnocca". Non è un caso. Arriva così il 1969. Piero Seguea ha 20 anni. Intorno a lui però il mondo sta cambiando. 500.000 persone si radunano a Woodstock per 3 giorni di pace e musica rock. E così, mentre tutto intorno a lui il mondo dice stop alla violenza, ascoltando le parole di Joan Baez, Jimi Hendrix, Gigi D'Alessio, il nostro Piero affronta la strada che non conosce la pace e dove la fame ti costringe a combattere. Ma come diceva Jimi Hendrix in una delle sue famose canzoni, mai non mollare mai se non ce la fai. Gigi Hendrix. Ma il 1969 è anche l'anno della svolta per Piero Seguea. Willy Obtorto Collo, uno dei più grandi talent scout che il Veneto abbia mai conosciuto, lo incontra per strada mentre fa a pugni con una vecchia signora. Capisce da subito che ha un grande talento e così lo invita ad allenarsi nella sua palestra. Il giorno dopo Piero si presenta insieme alla vecchia signora e scopre che non c'è soltanto il pugilismo in cui puoi combattere per il riconoscimento, il rispetto, la sopravvivenza, soprattutto la gnocca, ma anche per una cintura. Da quel momento per Piero Seguea è soltanto allenamento e musica rock, perché ormai Woodstock è leggenda e la radio non fa altro che passare quella musica perfetta per non sentire la fame, perfetta per non sentire il dolore, perfetta per allenarsi e scolpire il tuo corpo.
Il suo fisico si stravolge. Ormai non è più un bambino ossuto di 1,05 m per 122 kg. Ora è un uomo di 1,07 m per 121 kg. Sacrificio. Piero Segua è così pronto per combattere quell'incontro che lo avrebbe fatto conoscere al mondo intero. È il giorno di Natale del 1969. Il ring è quello del Madison Square Garden di Papozze. All'angolo rosso il campione in carica, Fulvio Carton detto Mani di Pietra. All'angolo blu lo sfidante, il giovane Piero Segua. Finalmente è a un passo dal suo sogno. Sa di avere una grande chance. Ciò che non sa è che ben presto busseranno alla sua porta gli eventi, il destino, il fatto. O come dicono gli inglesi, toc toc, chi è? Un merlo che fa me. Suona il gong e subito il campione in carica parte con una sequenza di pugni incredibile. Un gancio sinistro, un gancio destro, una mano alla cintura, una mano alla cabeza, un movimento sexy. Piero Segua però non riesce a reagire. Davanti ai suoi occhi gli passa l'intero film della sua vita. E come colonna sonora la musica di Woodstock. Così qualcosa nella sua testa fa click e compie un gesto che cambierà il corso del suo destino. Si avvicina al suo avversario, lo abbraccia e urla: basta violenza, meno pugni e più abbracci. Perché se io posso cambiare e voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Ma come dicono gli inglesi, it's another movie. Perché quando Piero Segua abbraccia il suo avversario, questi lo colpisce con un gancio sinistro e una ginocchiata lì dove non batte il sole. Ma come dicono gli inglesi, try Maroni. Il suo sogno si infrange. E non solo quello. Alla fine dell'incontro dichiarerà: beh, speravo meglio! Inspiegabilmente da quel giorno Piero Segua non combatterà mai più. Tenterà la fortuna come solista nel coro delle voci bianche degli emigrati del Kentucky. Questa era la storia del primo pugile pacifista, quel Piero Segua che passerà agli eventi col soprannome di El Genio.